Quarta giornata del campionato Under 14 regionale fascia B al villaggio Madonna degli Ulivi di Via Grande. La Ionia Calcio Riposto ospitava il Fair Play. Padroni di casa in completo bianco-nero, maglia rosa con inserti neri invece per i ragazzi di Mister Leto. Dirige l'incontro il signor Torrisi e la sezione di Acireale, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Giuseppe Signorino possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto sul rettangolo verde del villaggio Madonna degli Ulivi. Ionia Calcio che parte subito fortissimo, dopo appena 6 minuti produce la prima occasione verso la porta difesa dal giovane Nasso e Parisi a scagliare un mancino potente che si infrange però sulla faccia alta della traversa. Arriverà comunque il vantaggio della formazione bianconera all'8° di gioco grazie a questa splendida rovesciata di Leonardi che ribadisce in porta dopo la traversa di un compagno di squadra. Coordinazione aerea perfetta da parte del numero 9 in bianco-nero che così regala il vantaggio ai locali. Va a festeggiare con tutti i componenti della propria panchina questo Eurogol. Continua ad attaccare la Ionia Calcio che non è sazia, direi poco. Sempre Leonardi si esibisce in un altro splendido gol. Colpo di suola che manda al bar Nasso e a porta sguarnita deposita in rete e 2-0 al 19° riuscirà alla mezz'ora comunque a calare il tris dopo aver prodotto un'altra occasione offensiva. Sempre Leonardo sugli scudi, questa volta il destro è potente, forse deviato, si spegne alle spalle di Nasso. 3-0 della Ionia Calcio Riposto dopo mezz'ora annichilito. Il fair play fino a qui è stato un dominio della formazione della coppia Bucciarelli-Sanseverino, che così potranno andare a riposo. La pratica praticamente già archiviata, come già detto, avanti per 3-0 grazie alla tripletta di uno scatenato Leonardi. Le prime due marcature di pregevole fattura. Si torna in campo nella ripresa e sarà sempre Leonardi, dopo che gli ospiti del fair play colpiranno una traversa al 7° di gioco, a trovare il poker di giornata. Sfrutta questo lancio in verticale con un pallonetto morbido batte Nasso, poker servito da parte di Leonardi. Questo baby fenomeno sta regalando la vittoria alla Ionia Calcio Riposto. Anche un'esuberante esultanza per lui per questa quarta realizzazione di giornata, ma non è finito qui il festival del gol. Può iniziare intanto la girandola di cambi con Furnari che prende il posto di Parisi al 12°. 2 minuti più tardi anche Muscolino farà spazio a Spadaro, prima che però Leonardi serva il pokerissimo, ancora con un tocco morbido di pallonetto. Secondo di giornata e quinta realizzazione, una in rovesciata, una con la suola scartata il portiere, 2 pallonetti e un tiro veemente dalla distanza. Che giocatore, il numero 9 in bianconero che ancora viene a esultare sotto le nostre videocamere. Pratica praticamente chiusa per i ragazzi della Ionia Calcio Riposto. Continua la girandola di campi con Zanella, Campione e Longo che lasciano spazio a Spina, Virzì e Romano. Non termina qui però, vuole mettere il punto esclamativo su questa gara la formazione della coppia Bucciarelli-Sanseverino e ci riuscirà al 24° della ripresa con questo preciso testo di Chisari. Termina all'incrocio dei pali e batte per la 6ª volta quest'oggi Nasso. 6-0 servito della Ionia Calcio sul fair play. Tanto l'ultimo cambio di giornata ha visto Germanà prendere il posto di Cutuli. Segue il triplice fischio del direttore di gara. Game over al villaggio Madonna degli Ulivi. Ionia Calcio Riposto si impone sul fair play per 6-0. 5 le reti di uno splendido Leonardi. Punto esclamativo messo da Chisari. Sì, pensavo un tiro e ho trovato questo gol. Sì, grazie al mister, ringrazio a mister Bucciarelli e il presidente e al capitano. E allora dedichi dunque la vittoria? Sì. Oggi abbiamo fatto una bella partita, non molliamo mai. Grazie a Simone ci ha portato alla vittoria e pensiamo alla prossima partita. Sì, è stata una bella rovesciata di Simone, ha fatto una bella rovesciata e soprattutto ci ha portato alla vittoria. Pensiamo alla prossima giornata e soprattutto Forza Ionia.